Incognita posti auto, poi afflussi e ticket, le ombre sui giochi. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di mercoledì 24 settembre 2025, notizie che troviamo sul Gazzettino di Belluno a pagina 3. Viabilità olimpica sotto i riflettori. A Palazzo Peloni i sindaci del territorio provinciale si sono riuniti per discutere delle sfide logistiche da affrontare da qui ai prossimi mesi, che non sono poche e che devono anche fare i conti con tempi particolarmente ristretti, dato che mancano poco più di 130 giorni all'evento a 5 cerchi. 2 i focus, i pass per residenti e operatori economici della Conca e l'organizzazione dei parcheggi scambiatori a valle per evitare che Cortina venga paralizzata da un afflusso veicolare che non sarebbe in grado di sostenere. La situazione è estremamente complessa e l'esordio di Roberto Padrin, presidente dell'ente provincia, una sensazione apertamente condivisa dai presenti, se non altro perché al momento prevalgono i dubbi sulle certezze e la ricerca di soluzioni al compendio delle cose già fatte. Iniziamo dalle buone notizie. Entro la metà di ottobre, assicura il prefetto Antonello Rocco Bertono, sarà già possibile richiedere i pass per muoversi a Cortina e nelle aree limitrofe. Ovviamente le categorie interessate sono residenti, operatori economici, addetti del mondo della comunicazione affini. Per maggiori informazioni occhi puntati al sito della Fondazione. L'altro aspetto positivo è che se qualcuno si immaginava una provincia blindata era in errore. Cortina sì, per ragioni facilmente intuibili, ma nel resto della provincia si potrà circolare senza restrizioni. Con il passare del tempo i tavoli di lavoro, ha continuato il prefetto, hanno perfezionato le loro proposte in modo tale da non paralizzare l'intero territorio bellunese, così si è pensato di restringere l'area il più possibile nei pressi di Cortina. Blindata solo la Conca, lo avete sentito, nel resto del bellunese si potrà circolare senza particolari restrizioni, ma ci sono anche delle noti dolenti. Ci sono però anche le note dolenti, una per tutte i posti auto complessivi a disposizione di turisti e appassionati diretti in Ampezzo nelle settimane cruciali. Al momento sono stati individuati 3.700 parcheggi complessivi in 6 aree di scambio, dove cioè sarà necessario lasciare già giù l'auto per salire sulle navette. Il problema è che la stima degli spettatori giornalieri è di 15.000, che nelle 3 giornate clou, secondo gli addetti ai lavori, potrebbero diventare 20.000, anche ammettendo che un'auto trasporti più persone. Il divario tra posti disponibili e veicoli diretti verso i parcheggi scambiatori sembra troppo ampio per escludere futuri problemi, ma bisogna tenere in considerazione, specifica Padrin, le diverse fasce orarie che saranno dedicate alle discipline olimpiche. Ad esempio le gare di sci verranno effettuate al mattino, il bob, lo slittino e lo skeleton invece occuperanno le fasce orarie pomeridiano-serali. Prevediamo che nei parcheggi scambiatori ci sarà sempre movimento, poi parte degli spettatori arriverà direttamente con i mezzi pubblici e non con il mezzo privato. Resta il dubbio concreto che 3.700 posti possano non soddisfare la domanda. Inoltre ad oggi non si sa come verranno venduti i ticket per i posti auto e come sarà possibile prenotarli. E mancano 2 mesi o poco più all'inizio di queste Olimpiadi. Ma rimaniamo in questa pagina, interventi sulla viabilità. La Regione mette sul piatto un platform di 2 milioni, stanziati i fondi per allargamenti, rettifiche e nuove protezioni laterali sulle principali vie di comunicazione. Cantieri aperti a Livinallongo, Pedavena e Ersè, ma anche per i giunti di numerosi ponti provinciali. Tutte queste notizie vi aspettano a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Questa è la notizia che abbiamo letto come notizia principale di questa edizione di Edicola Belluno. Passiamo quindi adesso alla prima pagina dei quotidiani, rimaniamo in quella del Gazzettino di Belluno. Ecco la notizia che abbiamo poc'anzi letto: Olimpiadi, il nodo dei posti auto. Dall'assemblea dei sindaci emergono numerose incognite sul tema dei parcheggi scambiatori nelle settimane dei giochi. Attese fino a 20.000 persone al giorno, ma gli stalli disponibili saranno in tutto 3.700 e ad oggi non è chiaro come prenotarli. La foto di copertina di questa edizione del Gazzettino di Belluno invece è dedicata a Papa Luciani. Albino Luciani ha 47 anni dalla morte in Vaticano, alla riscoperta dei messaggi di Papa Giovanni Paolo I. Partirà da Belluno un pellegrinaggio spirituale nella figura di Papa Luciani, un'esposizione itinerante che toccherà i luoghi in cui il futuro pontefice si è formato: Vittorio Veneto, Oderzo, Venezia, Treviso e Padova. Mostra oggetti e documenti, l'articolo di Fontanive a pagina 2. Nel suo tribunale l'estremo omaggio alla giudice Coniglio, ricordata la figura dell'ex presidente e la commozione del marito Carlo Giuliana. Una sala udienze Paiardi gremita di persone che la commemorazione dell'ex presidente del tribunale Antonella Coniglio Giuliana, morta a causa di una malattia il 17 luglio scorso a 68 anni nella sua casa di via Fratelli Rosselli. Coniglio è stata la prima donna alla guida del Palazzo di Giustizia bellunese nei suoi 2 mandati iniziati nel 2015 e sono stati in tanti, fra autorità, magistrati e avvocati, a ricordarla
parla c'era anche il marito Carlo Giuliana, visibilmente commosso. L'approfondimento di Fant a pagina 7. Soccorsi in montagna in quota con abiti inadeguati, 2 francesi salvati nella notte. Una coppia di turisti francesi salita al lago del Sorapis dal sentiero più conosciuto, quello che inizia al Passo Tre Croci, ha poi deciso, dato l'affollamento di persone, di rientrare a valle da un altro itinerario, quello che sale alla Forcella Punta Nera e poi scende verso Forcella Faloria. Hanno perso la traccia e hanno chiesto aiuto. Messi in contatto telefonico nel tardo pomeriggio con il soccorso, l'uomo e la donna sono stati guidati sul percorso corretto, da dove però, ormai sfiniti dalla stanchezza, senza pila, abbigliamento e attrezzatura adeguati, lei impaurita, non sono più stati in grado di avanzare, complice anche la presenza della nebbia. L'approfondimento a pagina 12. Borgo Valbelluna rinasce lo storico hotel al Giardinetto di Trichiana, c'è anche la sala yoga. Bollette dell'energia elettrica da 35.000 euro nel 2022 avevano affossato lo storico albergo bar al Giardinetto a Borgo Valbelluna, che ora rinasce grazie allo spirito imprenditoriale di Samantha Girardi, insegnante di yoga 49enne che si affaccia per la prima volta sul mondo dell'ospitalità alberghiera. L'approfondimento di Fontaneve a pagina 10. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, a Auronzo la seggiovia è a rischio, avvocati al lavoro. Conclusa la stagione estiva, ma per l'Auronzo inverno, società a partecipazione nel comune per circa il 20% che gestisce gli impianti di risalita del comprensivo di Monte Agudo, il futuro si presenta alquanto incerto. La spada di Damocle sull'attività futura è quella delle dimissioni in blocco della scorsa primavera del Consiglio d'amministrazione. Ora se ne sta occupando uno studio legale. L'approfondimento di Giuseppini a pagina 12. Ponte nelle Alpi, bonificata la discarica di pneumatici a Lizzona, l'articolo di Dinca a pagina 11. E ancora sport, ingresso libero oggi all'Ambioi per scoprire il nuovo Belluno Volley, l'approfondimento a pagina 13. Feltre, Palazzo Borghasi, ho scoperto anche un affresco di grande pregio, l'articolo di Scarton a pagina 8. Automobilismo, Pedavena Croce Down è promossa per la sicurezza. Nel bilancio degli organizzatori sembrano avere funzionato alla perfezione le nuove regole per proteggere l'evento e gli spettatori. L'articolo di Mammani a pagina 9. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano è come quella letta come approfondimento sul Gazzettino di Belluno: 6 park, 3.700 posti auto e 2 punti di filtraggio. Ecco la mobilità olimpica, blocchi a San Vito e Riogere, e da lì via libera soltanto a chi avrà un pass. L'articolo di Paolo Dallanese a pagina 17. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 135 giorni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Orari di chiusura contestati, tunnel Comelico, nessun accordo sugli stop di notte, fumata nera dall'incontro tra i pendolari e l'ANAS. L'approfondimento a pagina 30. Sempre Paolo Dallanese firma un articolo a pagina 27 che ci porta ad Agordo, tensioni a scuola, caso Follador, scende in campo la provincia. Palazzo Piloni scrive all'ufficio scolastico. E la foto di copertina del Corriere delle Alpi è dedicata alla professione dello spazzacamino. Il lavoro non manca. Il bellunese Baldani in Piemonte al raduno internazionale, fare sempre attenzione alle canne fumarie. Vediamo in questo scatto appunto 2 spazzacamini durante il recente raduno internazionale in Piemonte presenti. Lo avete sentito anche diversi bellunesi. L'articolo di Dalmas a pagina 20. Cortina, sabato la festa per i 50 anni, le tradizioni rivivono nel Museo delle Regole. Il Museo Etnografico festeggia il mezzo secolo di attività attraverso un'esposizione di oggetti e di immagini, documenta gli aspetti della cultura ampezzana. L'approfondimento di Segafreddo a pagina 28. In Consiglio regionale passa il testo e Fratelli d'Italia si dissocia, giustiziati nel 15-18, la legge spacca il centrodestra. E a proposito di regione, la politica dei regionali del 23 novembre, Zaia in campo con i manifesti, la conferma sarà capolista. 80 manifesti giganti con il suo volto e la scritta Veneto sempre, l'impegno continua. Zaia apre la sua campagna elettorale come capolista della Lega alle prossime regionali. L'approfondimento di Berlinghieri a pagina 2 e a pagina 3. Queste quindi le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi e del Gazzettino di Belluno. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.